Siamo in compagnia di Lino Straulino, compositore, cantautore, insegnante anche di scuole elementari e direi cantore della Carnia. Lino poi sei nato a Sutrio, quindi proprio in Carnia. E quando nasce questa passione per la musica e perché? Allora intanto la cosa diciamo ha origini abbastanza lontane perché la mia passione per la musica è iniziata che ero ragazzino, al tempo non potendo disporre di grandi strumenti è diventata una cosa che diciamo si è riversata questa passione sulla chitarra che poi è diventato lo strumento che mi ha accompagnato, che mi sta accompagnando ancora oggi, ecco. E niente, il canto era una cosa che accadeva in famiglia, i miei genitori erano soliti cantare come tutte le famiglie al tempo, no? La Carnia era un luogo dove si cantava, Mhm, il Friuli anche, mhm, non è che fosse solo la Carnia. E dove si cantava? Si cantava nelle famiglie, nelle varie occasioni, ma anche se non c'erano occasioni si cantava comunque, perché la musica è una cosa che si faceva più che si ascoltava, no? mhm, C'era qualche radio, eccetera, ma sostanzialmente era una cosa che si partecipava. mhm, La partecipazione corale era una cosa spontanea, soprattutto nelle osterie. Le mhm, osterie, soprattutto i giorni di festa, una volta la gente durante le domeniche si vestiva di mhm, tutto punto, no? Si metteva mhm, il vestito della festa mhm, e gli uomini, in questo caso soprattutto gli uomini, perché poi le osterie erano luoghi riservati a quella categoria, no? mhm, Le mhm. donne venivano Sì. a ripescarli quando erano finiti, no? Li Sì. portavano a casa, magari per i capelli o comunque con qualche situazione anche abbastanza, diciamo così, ilare anche, no? Mhm, Cioè, però erano quindi quelli i luoghi dove si cantava. Io ho sentito cantare tanto i miei e mio padre era uno che cantava tutte le canzoni antiche, mhm, tradizionali e mhm, quindi io sono vissuto per diverso tempo in quella cosa lì e mi è rimasta. mhm, Dopodiché, crescendo con il periodo dell'adolescenza, no? E poi nella gioventù, è chiaro che ho scoperto tutto il mondo degli anni 70, della musica rock, della musica folk rock e di tutti i vari generi musicali dell'epoca che si mhm, imponevano. Il mhm, progressive rock, no? mhm, Ascoltavo il banco, io ero un grande amante degli Area, un gruppo mhm. degli anni Beh. 70 che seguivo, sono andato a Mm. ascoltare Demetrio Stratos ancora ai tempi. Lì mi ricordo ancora che faceva il biglietto era a prezzo politico, Ah, 2500 lire ho pagato per ah, sentire gli Area a Venezia, bei tempi. E niente, quella è stata, diciamo così, un'altra parte importante, oltre alla musica tradizionale, c'era questo mondo di musica che stava esplodendo quegli anni e che era davvero importante per noi giovani. Cioè mm, la musica di allora era, la musica era veramente il linguaggio più importante per la gioventù di allora, mm. no? Oggi hanno altri interessi, c'è anche la musica, ma non è così importante come allora. Si canta ancora così liberamente in Carnia, per le osterie, nelle famiglie. Adesso come adesso è molto difficile che questo accada per svariati motivi. Sicuramente il fatto che oggi diciamo, il canto quando nasce spontaneo, come lo era un tempo, diciamo, nasce sempre diciamo, più raramente. Ecco. Mhm, Le circostanze ci sono ancora, comunque durante alcuni riti, per esempio mhm, le forme rituali, anche il matrimonio, per esempio, mhm, in questa festa ancora insomma in un certo momento della festa magari accade che si mhm, dà inizio ai canti, no? E mhm, qualcuno, quelli magari più anziani, tirano fuori qualche vecchio tema, qualche mhm, vecchia canzone e magari qualche ragazzo, qualche persona più giovane può in qualche maniera cercare di mhm, seguire mhm. quest'orma. E sicuramente ecco, si canta molto ma molto meno e quindi anche tutti questi repertori tradizionali stanno via via scomparendo. Ecco. Mm. Sì, perché io ho un po' l'impressione, anche facendo questa ricerca, mi rendo conto di quanto la musica stia diventando, no? Sia diventata forse, da qualcosa che fai per te, cioè per consolazione, per allegria, per la festa, qualcosa che spontaneamente fai perché ne senti la necessità, a più spostata per qualcosa che devi produrre per qualcuno. E quindi in quest'ottica tutta una serie di persone che normalmente fruivano, cioè si sentivano partecipi di poter cantare, di poter... Adesso
magari piuttosto vanno a sentire la musica fatta da qualcun altro che magari lo fa di professione e non hanno più questa idea che la musica invece è qualcosa di, come si può dire, che dovrebbe appartenere a tutti e quindi possibilmente tutti dovrebbero fare. Che ne pensi? Ma questo è un tema che sicuramente, diciamo, è importante perché il fatto della partecipazione, la condivisione del momento musicale sta alla base della musica tradizionale, cioè l'io, individuo, non è importante nella tradizione, cioè non serve, servi tu solo come colui che ripropone, trasmette, al limite reinventa la tradizione, ma il senso della musica tradizionale è un senso collettivo, è sempre stato così. Quindi il mio intento nel corso degli anni è stato quello di cercare di fare proprio questo, di continuare a trasmettere nei miei modi e nei tempi moderni, poi con i mezzi di oggi, continuamente, per quanto mi è possibile, quello che era il canto tradizionale, ma non solo nella forma tradizionale, rispettando esattamente il canto, ma tradendolo in qualche modo per farlo vivere, no? Quindi cercando di dargli comunque una configurazione che abbia a che fare con l'oggi, perché bisogna capire questo, che ogni epoca ha cambiato la tradizione. La tradizione è antichissima, ma ogni epoca ha fatto qualcosa perché questa tradizione cambi, per poterla far vivere. È arrivata a noi, infatti, in una maniera molto lontana da com'era alle origini. I nostri canti al 90% hanno un'origine modale. Ora uno non ha questa idea ascoltando un canto friulano, dice ma No, cosa certo. stai dicendo? In realtà non viene da me questa osservazione perché devo essere onesto. Io ho letto un bellissimo libro che scrisse tanti anni fa un musicologo che si chiamava, era frato un prete, padre Pellegrino Ernetti, uno studioso anche della musica antica, quindi musica pre-neumatica, prima della notazione, che si occupava della musica dei Romani e dei Greci. E aveva scoperto che il 90% dei canti tradizionali friulani, cioè in lingua friulana, corrispondevano nella forma melodica quasi a ricalco con l'antico modo dorico greco. Quello, per intenderci, che era in uso in Grecia, non è il modo dorico della musica jazz, che è diverso. Certo. Che per i greci la musica loro la intendevano dall'alto, dall'Olimpo, che scende verso gli uomini, quindi la scala era sempre discendente. Noi la pensiamo in forma ascendente, no? Loro facevano, quindi loro partivano sempre quindi in forma, quindi il modo dorico va pensato in quel modo, ecco, allora corrisponde, perché poi l'hanno cambiata la postura, quindi sono cambiati i nomi. E quindi questa è una cosa molto interessante, ma questo è una ricerca che poi ti porta a considerare che l'essenza, la radice è antichissima, molto antica. E quello che è stato fatto nel tempo è stato quello di modificarla, cambiarla, darle dei nomi che non le sono consoni. Oggi, per esempio, si parla di villotte friulane. Villotta è un termine recentissimo, dell'800. Certo. I vecchi in paese non dicono cantiamo una villotta assieme, sembrerebbe una presa per i fondelli, perché è una parola aulica, no? Una parola da studiosi, da letterati. Dicevano facciamo un canto assieme, chiantin anche insieme, facciamo un chiant, dai su un chiant mularie, fate un canto ragazzini, date su un canto, no? Cioè iniziate il canto. Quindi il termine è chiant, questo contraddistingue il canto. Villotta, per dire, è una cosa già, è una elaborazione intellettuale di qualcosa che non lo è, Certo, che certo. ha a che fare con una tradizione molto più antica. Però in questo modo qua la sposta anche come età, quindi una percezione di un'età molto più vicina. Dice, ma sono canti, quel Villotta, cioè, no, sono canti dell'Ottocento, non ha la percezione di questa stratificazione temporale, no? E questo è uno dei temi. Poi anche la forma in cui viene presentata. Noi abbiamo avuto, come tu sai, lo sviluppo poi della musica tonale, no? Che è partita col 1500, 1400. E naturalmente questa antica scala è andata benissimo per poterla trasformare in un sistema tonale, no? Certo. Ma tonale non è. Certo. All'origine era modale.
il fatto che tutte quante queste canzoni terminano sulla stessa nota. Mhm. Tutte quante, riportandoci alla scala di Do maggiore, terminano sul Mi. Mhm. Mm? Qualsiasi canzone tradizionale antica, e la nota più alta è il Si. Ah, Quindi abbiamo quindi un ambito proprio... ristretto, un Sì, ambito sì. modale. Dopodiché, infatti è facile fare un'analisi di quello che ascolti. Io ho analizzato centinaia di melodie, sia Mhm. quelle trascritte sui libri, Mhm. sia cose che ho ascoltato, registrato nel corso degli Mhm. anni. Ed è facile fare questa analisi e verificare quelle che poi sono state fatte, sono state variate, cambiate, o Mhm. che tradizionali lo sono solo in parte. E quindi è un discorso molto, molto interessante questo qua, che ha a che fare proprio con l'origine del canto friulano. Quindi la Carnia ha un, diciamo, un patrimonio di molti canti. Fra i più così rappresentativi, belli che potresti selezionare. Ma io ultimamente ne ho selezionata, diciamo, una ventina che io amo particolarmente perché sono poco conosciuti, perché Mhm. sono frutti di ricerca che ho Mhm. fatto nel corso degli anni, che ho recuperato, come dicevo prima, da dei libri e soprattutto poi dall'ascolto anche, no? C'è una serie di canti che hanno proprio questo carattere antico. Qui si ricalca molto bene sia per l'uso dell'abbellimento, del Mhm. melisma, Mhm. quello che era il modo... sono canti conservativi. Ora, dobbiamo fare una piccola parentesi, no? La musica più antica è quella cantata, Mhm. perché la musica strumentale, la musica da ballo, Certo, segue le mode. certo, certo. Quindi di volta in volta, anche all'interno dello stesso secolo, si Mhm. modifica. Mhm. Quello che suonavano negli anni 50 oggi è impresentabile, Certo. e fanno altre cose. Mhm. Nel corso degli anni, già negli ultimi 50 anni, si è potuto assistere a un cambiamento di repertorio radicale più volte. Mhm. Quindi è molto difficile che rimanga un tipo di musica da ballo che si mantiene per secoli e secoli. Mhm. Questo è accaduto solo in una circostanza che è quella della Varresia, Mhm. dove lì Certo. hanno la loro musica, però è legata anche a un rito, allora è musica Mhm. rituale, Mhm. allora sì, Mhm. la musica strumentale rituale ha un senso, Mhm. perché anche i tamburi a erto fanno un Mhm. ritmo particolare Mhm. durante la presentazione della Pasqua, no? Sì, certo. E quindi sono legate a un rito. Mentre invece tutte le musiche da ballo normali, così quelle che si cantano per qualsiasi occasione, Mhm. che si suonano, eseguono per qualsiasi Mhm. occasione, sono musiche comunque, tra virgolette, recenti, no? E Mhm. quindi invece il canto no, il canto mantiene comunque È cose atavico, è antichissime. indietro, Mm. che sicuramente la musica alla fine è molto probabilmente nata proprio col canto consolatorio, molto probabilmente è lì che si è incominciato a, no? Quando magari nell'antichità l'uomo aveva capito per la prima volta che cos'era la vita e cos'era la morte, no? Forse la morte ha scatenato questa cosa, questo lamento che piano piano è diventato musica. Io penso che questa sia un po' l'origine. E quindi il canto arriva molto, molto più lontano, ovviamente. Molto, molto lontano, sì, accompagna la culla e accompagna anche le esequie finali. Una volta si cantava proprio anche durante le veglie, no? C'erano dei canti strazianti, come c'erano dei Mm, canti, la Nina Nanna, no? Ma il discorso del canto quindi è una cosa che ha radice proprio la cosa più antica dell'umanità, come il ritmo, no? Il ritmo, il mm, canto. Le melodie rimangono comunque in qualche maniera, diciamo, rimangono nel tempo, cioè mantengono una certa stabilità, nonostante le mm, epoche. mm, mm, Quello che cambia è quello che ci sta attorno, il mm, modo di mm, interpretarle, eccetera. Il modo che abbiamo attualmente, che io ho sentito cantare i nostri vecchi, eccetera, ancora negli anni 60, 70 e fino ai primi anni 80 ancora accadeva, era un modo, diciamo così, abbastanza recente tuttavia. sì, Molto bello, ma probabilmente il tipo di impronta era già di tipo tonale, no? mm, certo. Anticamente sicuramente si accompagnavano con degli strumenti a bordone, Mm, questo è documentato. mm, Avevano uno strumento che fra l'altro è l'antenato del birimbao, cioè mm, quindi stiamo parlando di cose abbastanza mm, esoteriche, strane, mm, però attendibili, sono fonti certe. Io ho provato a ricostruirlo anche. Si chiamava bugul ed era uno strumento fatto con una zucca vuota, una zucca cava, con ah, un'unica corda eh sì, e con un archetto producevano una nota che andava avanti in qualche maniera sempre uguale, sì, sì, quindi il bordone Bordone. cosiddetto,
e sopra c'era la melodia, no? Quindi questo era un modo di cantare antico. Che fosse a più voci, sicuramente sì, ma non come le pensiamo noi. Molte più, secondo me era molto più vicino al discanto a Sì, quell'iese. certo. Quindi era una forma di canto molto meno aggraziata di quella che pensiamo adesso. Noi abbiamo tutta una visione molto ottocentesca, armonica, sì, sì. sì. In realtà la musica era molto più spigolosa al Esatto. tempo, ecco. Questo però è interessante perché poi tutte queste melodie però antiche sono rimaste, quindi basta recuperarle e naturalmente reinterpretarle, perché è un materiale ancora che c'è e che caratterizza comunque un popolo, un territorio. È la musica di questo territorio. Sicuramente nel Friuli la Carnia è un territorio che ha ancora una spiccata identità. Sì, diciamo che la Carnia ha avuto una storia che le ha dato questo in realtà, il carnico, perché la Carnia è bellissima a prescindere dai carnici. Carnia è una zona di montagna, è una zona favolosa, rimasta selvaggia, rimasta diciamo non da cartolina, ma Esatto. è una montagna ancora vera, ecco, non una cosa da cartolina come altre zone sono montuose, sono diventate, anche se adesso cercherebbero in qualche maniera di farla diventare anch'essa una cartolina, ma ce l'hanno un po' dura, ecco, un po' più Esatto. difficile. Però i carnici in realtà, tu sai che il termine carnia deriva da car, da questa radice che vuol dire pietra, roccia, e che risale all'antica tribù carnica, no? I carni, che abitarono quelle zone, quindi parliamo a partire dal 500 a.C. I Carni si stabilirono lì perché furono schiacciati dalle invasioni dei Germani al nord, che avevano fatto sì che tutti i popoli celtici che popolavano l'Europa andassero in qualche maniera a comprimersi verso i limiti, no? Quindi a nord le isole britanniche, la Bretagna, la Spagna, no? Le zone che della Spagna, e poi qui naturalmente anche le Alpi, no? La parte certo. alpina. Per cui noi abbiamo avuto qui questa tribù che si è soffermata qui, un tempo occupava tutto il Friuli, poi con l'avvento dei Romani si è arroccata, diciamo, nella zona delle montagne, ma è rimasta sempre quella, Certo. per un semplice motivo, perché le invasioni non hanno intaccato più di tanto la Carnia. Certo, certo. Portavo un esempio recentemente, l'ultima invasione, pacifica peraltro, attenzione, la mia è una forma allegorica un po', però per dare un'idea, no? È stata quella degli albanesi, primi anni 90, lo Stato italiano aveva bisogno di sistemare 2000 albanesi, non sapeva più dove metterli, visto che la caserma a Paluzza era dismessa, hanno pensato di piazzarli lì. E sono arrivate queste persone e hanno occupato tutto il paese poi, quindi era il paese, metà paese era albanese, metà era paluzzano, di paluzzani, Esatto. no? Di carnici. E la gente era un po' preoccupata, ha detto, insomma, adesso come sarà il futuro, no? Esatto. Cosa diventiamo? L'anno dopo, di questi 2000, saranno rimasti sì e no un centinaio. Qualche anno dopo è andato via anche quel centinaio. Quindi ti Le dà l'idea condizioni. che la gente, sì, la carne è bella, bella, andiamo, facciamo. Beh, nel loro caso poi erano coatti, dovevano sì, starci. sì. Però tanti magari hanno avuto anche nel corso dei secoli, degli anni, magari l'opportunità anche di stanziarsi. Sì. Ma non è un terreno grato, non è un terreno No, facile, no. non è un luogo in cui vivere Certo, una vita certo, rilassata e tranquilla. Non siamo sulle rive di qualche grande fiume. certo. Lì siamo di fronte alla roccia, al freddo, sì. agli inverni lunghi e rigidi, dove appunto bisogna scaldarsi e stare in casa, stare chiusi. E quindi tanti credo che abbiano preferito tagliare la corda. Certo. Quindi chi è rimasto? Sono rimasti quelli lì della vecchia tribù che per secoli e secoli hanno continuato ad abitare. E infatti io dico la verità, abbiamo certi caratteri, chi è nato in Carnia, eccetera, insomma, certi caratteri anche, diciamo così, che hanno a che fare proprio con la personalità degli individui, che sono particolari, perché non è una cosa insolita trovare tra la gente carnica delle persone che hanno una visione del mondo particolare, la loro visione. Cioè lassù da noi è molto più frequente, anche qui in Friuli, per amore di Dio, ma lassù è molto spiccato questo. E c'è una tolleranza forse maggiore per le differenze di personalità di ognuno. Non è che stanno lì a giudicare uno perché non ha il vestito secondo lo stile del momento, la moda, no? C'è una sorta di visione
diciamo così, che tollerante, no? Che apprezza la differenza allo stesso tempo mantenendo il proprio stile, il Sì, proprio carattere. Quindi le discussioni sono all'ordine del giorno. del giorno. Motivi per avere anche cose anche accese ce n'è tantissimi, però è anche, diciamo così, una stigmate, no? Mhm. Il Carnico si riconoscerà sempre e ovunque proprio per sue peculiarità, no? Ecco. Ma allora parlaci invece della musica, dei tuoi progetti adesso, quelli... So che stai lavorando ancora a un album forse, un nuovo... Ma adesso sto facendo proprio questi giorni qui, diciamo, io mi occupo di svariate cose perché seguo un po' quello che il giorno e la giornata mi indica. Sono uno di quelli che la musica la fa perché la sente, non perché c'è il compitino da portare Da avanti. eseguire. Non sono così, ecco. Per me ho avuto la fortuna, ho potuto permettermi questo, ecco, perché chi poi deve lavorare con la musica in maniera impegnativa e quotidianamente ed è fonte di benessere per sé e per la sua famiglia, questo non può concederselo probabilmente, no? Deve soccombere a tante altre esigenze. Sì. Nel mio caso, ecco, quindi ultimamente, ecco, una cosa però che sento che voglio fare, a cui ma adesso vedremo di dare seguito, è fare una piccola raccolta di una quindicina, una ventina di canti proprio Mm. tradizionali, carnici, rifatti secondo uno schema musicale ammodernato, no? Quindi con una visione armonica ammodernata, però che rispetti, diciamo, il più possibile l'origine più antica, no? Mhm. Perché credo che abbiamo tutt'oggi un repertorio che va valorizzato. Perché? Mm. Perché quello che ci è arrivato è stata, diciamo così, che ci è arrivata una musica un po' deturpata, Mm. un po' poco riconoscibile Mm. e che fra l'altro rende l'uditore poco partecipe. Certo. Perché quando diventa una musica che non esprime sentimenti profondi e che non riesce a comunicare qualcosa che va dentro il Mm. cuore alle Mm. persone, quella musica lì o serve al ballo o non serve. Mm. Eh, Questa è una cosa che sì, è interessante, questo concetto è molto interessante, perché se una melodia, una musica viene fuori da un vissuto che è proprio tradizionale, no? Si porta dietro proprio un modo di sentire di un popolo in qualche modo, che è molto profondo. Chi ti arriva a questa cosa, no? Magari anche può essere semplice, anche può essere stratosfericamente semplice, però ti arriva questa idea di un vissuto di emozioni profonde. Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Questo è uno degli elementi fondamentali della musica che non è dato dalla quantità ma dalla qualità. Non è la quantità di note, non è la quantità di cose che fai, ma è la qualità della scelta che fai. Allora operi in qualche modo nella composizione, parliamo, operi in un modo, secondo me, che valorizza proprio questi aspetti qua. Noi abbiamo sicuramente, ci è venuto anche in forma ancestrale ormai, perché io avverto spesso quando propongo un vecchio canto, magari Mhm. rivisitato, magari dandogli comunque una cornice interessante, chiaro, ecco, partecipata, ma tantissime persone ci si ritrovano, no? Mhm. Nonostante che non abbiano visto un Friuli antico come l'ho visto io, Mhm. anche ragazzi giovani. Mhm. Io per esempio ho una canzone che porto avanti da un po' di anni, si chiama Facing un chianta la Cerniele, Mhm. che ha una scala pentatonica, perché fra l'altro c'era anche questo in Carni, forse residui di vecchi mondi celtici antichi, Mhm. c'era anche Mhm. questo, alcuni canti Mhm. che hanno questa formula qua. E vedo anche ragazzi giovani che mi si sono avvicinati, anche non friulani, no? Non Mhm. carnici, Eh, che però rimangono affascinati da eh questa sì. cosa, no? E questo secondo me è la magia della musica quando è vera, Mhm. quando racconta qualcosa di vero, Mhm. quando chi la fa Mhm. la sente anche, no? Mhm. Perché se tu non hai questa compenetrazione con quello che stai facendo e se non è la tua cosa di quel momento, è difficile che tu riesca a scatenare emozioni agli altri, no? È vero. Eh, Ma mi viene in mente un'idea folle, non so se è attuabile, dimmi. ma non è che potresti farcela Ma sentire? volentieri, ho la chitarra qua a portata di mano, devo solo vedere di accordare un attimo, ma forse neanche. Ecco, per esempio questa qui
questa canzone, sembra che sia studiata sta cosa, ma effettivamente è una cosa che non avevamo pensato. No, La facciamo così assolutamente. allora. Questa è ecco, una versione, la melodia è questa. Fazin un chiam alla tiarniela che non si intende lontan, io la lin la la lin la che non si intende lontan, canu sim tinka casa era la calegno cristian io la lin la lin la calegno cristian. Grazie, Bravo, E bravo Lino. questo è un esempio di come si può prendere una melodia, che la melodia è sentito, no? La melodia è Sì. molto, è bella anche da sola, insomma. Sì. Ci ho fatto un piccolo arrangiamento con la chitarra. Fra le altre cose Ovviamente. sono molto interessanti come si può dire, i melismi, I melismi, esatto, no? esatto. Perché qua si sente che il motivo di fondo è un motivo che potrebbe, sì, essere antico, no? Quindi è proprio con questo modo di, no? E ha un fascino già da subito. Beh, questo sì, questo è una canzone, come dicevo prima, che ogni volta che mi capita di eseguirla, di suonarla, insomma, trova sempre grandi consensi perché trasmette Mhm. questo Mm, sentimento antico, mm, viene fuori e anche, diciamo, questa melodia è molto evocativa mm. e, ecco, è un aspetto del canto tradizionale che io amo tantissimo. Ora è chiaro che però se io questa, per farti un Mm. esempio, la prendo e la suono così, Fazin chiam alla tiarniele che non si intende lontan, io la rin la rin la. Capito il discorso? Sì, Cioè certo. dipende da come tu interpreti le cose, Mm, ma questo vale per tutte le musiche, no? mhm, Allora la melodia è molto buona, ma devi mm, valorizzarla. Io in realtà adesso l'ho fatta volutamente, mm, questa melodia è molto difficile che venga mm, brutta lo stesso, mhm, perché è mhm, talmente la pentatonica è talmente usuale nelle nostre orecchie, ci piace talmente mm. tanto che continuiamo a sentirla facilmente, no? Certo. Perché è la scala indoeuropea più antica, la Mm, pentatonica, no? mm, Pentatonica maggiore. certo. E anche il Falile Lele, queste qua, no? Sì? Che sono le cose appunto che erano spontanee una volta, che proprio incitano a essere cantate, no? Sì, tra l'altro nella tradizione, io poi adesso ho fatto anche degli studi anche per poter comporre, no, queste Mm, cose. mm, Allora è molto interessante perché in realtà tutti i canti antichi funzionano, diciamo, con quattro parti. mm, La prima parte è importante, le altre sono derivazioni. mm, I cantori sapevano questo. mm.
Per esempio, se io faccio una melodia, adesso improvviso una melodia su queste note che ti dicevo prima, no? Per esempio, prendo il testo di una canzone che faccio un canto alla Tiarnielle, perché anticamente si usavano le stesse parole, lo stesso testo, cambiando la musica. Certo. Si chiamava automeles questa cosa qui. Ed è tipica del canto friulano, è carnico, insomma, dappertutto. Così ha permesso tanti canti e tante musiche diverse, tanti testi diversi, no? Una quartina è già una canzone, facendo un canto alla Tiarnielle che non si sente lontano, che non senti in casera la calegno il mio paesan o il mio cristiano, e quindi c'è solo una quartina che fa. E questo, in questo caso, per esempio, provo a inventarne un'altra melodia con quel sistema lì. Facin un canto alla Tiarnielle, facin un canto alla Tiarnielle, facin un canto alla Tiarnielle, che non senti di lontano. Allora, cosa succede? Il primo verso è importante. Gli altri sapevano già, facin un canto alla Tiarnielle. Il terzo si ripete uguali tutti, certo. facin un canto alla Tiarnielle. Il finale era sempre una scala discendente, che non senti di lontano. Capito? Questo era il modo di fare la musica. Ora, questa parte iniziale, facin un canto alla Tiarnielle, probabilmente è anche più lunga. Facin un canto alla Tiarnielle. Sì. Facin un canto alla... E quindi era un modo per... quando tu hai la prima parte, hai costruito già... Ma sì, ma poi... E quindi cantavano spontaneamente dietro. Ma certo, ma nella musica popolare l'improvvisazione del momento, cioè... Sì, era la chiave, no? Perché la musica nasceva comunque da una prima idea, no? Da un canto monodico. Uno canta una cosa. Non possiamo inventare una cosa assieme allo stesso momento, non è pensabile, quindi uno solo. Poi magari un altro farà questa cosa, no? Quando si fa, come si fa anche nell'improvvisazione, che serve per gli altri. Adesso l'improvvisazione serve per me, per far sentire io cosa faccio, no? Di solito, Certo. o per tu ascolti. Invece quelli erano temi che poi ripetevano gli altri. Così anche era molto usuale questo, no? E quindi sempre rimanendo nell'ambito melodico che ho detto prima, no? Quindi con attenzione, anch'io adesso ho fatto una melodia che è perfettamente dentro questi, Certo, e questo questa permette idea. di fare questo. In un canto alla Tiarnielle, facin un canto alla Tiarnielle, facin un canto alla Tiarnielle, che non senti di lontano, che non senti che casera, che non senti che casera. Questo è il canto antico. Certo che ti verrei anche dietro a cantare. Vedi? Beh, potresti provarci, Nicola, no? Ma facciamo un'altra? Volentieri, Nicola, facciamo un'altra. Allora che chi ha un canto che vuole fare come che si fa sempre alla fine di un chiantade, no? Di un momento di coro insieme, che si chiama appunto io no usdin la buona sera, no? Io usdin la buona sera, no usdin la buona sera, no usdin la buona... Sempre il no, cioè il gruppo che chianta, no? È bello perché che melodia che conosce 10 minuti il Friuli, i chiarni eccetera dappertutto, insomma, è come che ti parlavi prima, ogni paese quasi ha la sua versione. Ande una che è più conosciuta che cano che fa, no? Nos din la buona sera, nos din la buona sera, nos din la buona sera, nos din la buona notte. Questa qui è che va per la maggiore, quella che è più conosciuta, no? Però esistono versioni musicali diverse e io volevo proporre una invece che non si conosce, che è una cosa molto particolare, molto interessante, che proviene invece dalla zona di Cleulis, quindi ai confini quasi con l'Austria. Cioè... Perché praticamente succede spesso di trovare in Friuli testi uguali ma melodie che cambiano, oppure melodie uguali e testi diversi. Esatto. Questa è una caratteristica tipica del canto friulano, che è stata coniata ancora dalla Daieschi nel 1800, questa
musicologa austriaca che era venuta in Friuli, ha fatto delle ricerche Mhm. e lei aveva detto, guarda, aveva osservato appunto questo carattere, si chiama automeles, questo carattere, Automeres. e praticamente ecco che contraddistingue questa caratteristica il canto friulano ed è una cosa molto importante perché ha permesso così di avere una grande diffusione e di testi e di melodie. Mhm. Ed è veramente bello come ogni paese in qualche maniera si assume quasi una paternità del Mhm. brano, no? Mhm. Perché da noi non si canta così, si canta così, no, questa è quella giusta, la vostra non è quella interessante questo gioco qua che accade spesso, no? Ecco, allora volevo riproporre appunto questa antichissima canzone, che questa fa parte del repertorio antico, no? Perché il modo è proprio antico, come anche quella di prima in realtà, perché non è che la melodia più conosciuta, più famosa sia meno antica. Mhm. Questa però è particolare e si sente veramente poco e quindi è una di quelle che sta scomparendo in via di estinzione. Allora Ah, mi affascinava parecchio anche per certo. questo, anche perché uno dei compiti forse che mi sento ecco, di avere, di portare avanti nel corso della mia vita è quello di dare possibilità a proprio queste melodie Mhm. meno battute, no? Meno Mhm. conosciute, per dar loro più vigore, come Mhm. la canzone di prima, Facciamo un chianto alle Eh. ciarnelle. Quindi ascoltatela così adesso. Nos din la buena sararà, nos din la buena gnot, tornarem domani sararà, pluja d'ora Dios gnot, e perdonai-nos e compati-nos ra, se chianta no vin savut, tornarem domani sarà e cantarem al vostro amor. Perdonai-nos e compati-nos ra, se chianta no vin savut, e vin chiantat a dia guerra, come croz in tal palo. Davvero bella. Grazie Nicola, è una bellissima melodia anche questa, no? Ricalca un po' anche quella che ho fatto prima e sono una le tante melodie davvero belle, importanti secondo me, che noi abbiamo, che Mhm. fanno parte della tradizione, che non sono mutuate dall'estero, o Mhm. perlomeno se lo sono state mutuate, sono state mutuate forse qualche decina di secoli fa, per cui Sì, è un po' che sono qua, ecco, un po' che certo. sono qua. Ed è questo quello interessante. Quando è vero che le influenze sono impossibili da evitare, per cui sono la ricchezza alla fine le cose anche che vengono, e quindi queste commistioni, no? Però un conto è che subito recepisci tutto quello che viene dall'estero e te lo fai come se fosse tuo, ma in realtà scimmiotti qualcosa che non ti appartiene. Non ti appartiene geneticamente, non ti appartiene perché non è entrato, no? E un conto è che queste cose si amalgamano nel corso degli anni, dei secoli, e poi formano un nuovo modo di sentire, più ricco, ma amalgamato. Un po' mi viene da fare come si può dire, similitudine, un po' come avvenne per il tango argentino in Argentina, che è il frutto di molte musiche diverse,
però ha sviluppato una sua identità e ha un potere comunicativo importante, pur essendo un crogiuolo di cose diverse. Ma nessuna di questi apporti alla fine ha scimmiottato qualcosa, è nato qualcosa di nuovo, autentico, ecco. Forse questo abbiamo bisogno di riscoprire anche in Friuli, no? Come un po' dappertutto, penso, accanto magari alla musica che si fa per un motivo più commerciale, tra virgolette, bisogna riscoprire qualcosa che si fa per il benessere, che nasce da dentro, che nasce da qualcosa di antico, no? Bravo Nicola, quello è il progetto, il programma per i prossimi secoli. Esatto, bravo. Chissà che qualche generazione, e io spero tanto Nicola, che le generazioni prossime prendano a cuore questo nostro antico repertorio e che magari proseguano e portino avanti e trovino magari finalmente il modo per giocarsi questa carta, che è una carta molto bella, importante, perché oggi parliamo del prosciutto DOC, parliamo del DOC, no? Abbiamo una musica DOC, però Esatto, ancora non l'abbiamo valorizzata. esatto. E secondo me questa musica potrebbe diventare veramente, non dico come la musica irlandese o la musica dei Balcani, perché sarei pretenzioso, però comunque potrebbe ritagliarsi un suo spazio importante nel panorama europeo, no? E quindi perché no? È una scommessa, magari quando sarà passata questa sbornia di esterofilia di Esatto. cui siamo stati invasi, anch'io sono figlio di questo colonialismo musicale, perché bene o male ho passato la mia vita ascoltando un certo tipo di musica e come dicevi tu prima, anche scimmiottando tutti questi cose, che le considero comunque delle tappe di percorso. Questo è il futuro che mi immagino, ecco, almeno spero, ecco, che ciò accada. Io faccio il possibile per tenere vive un po' queste tradizioni e dando loro qualche possibilità in più, cercando di utilizzare anche i passaggi no, musicali della vita, no? Per cui l'accompagnamento alla chitarra, la scelta delle note, il modo di cantare, eccetera, tante cose ho cercato di recuperare, insomma, e per rendere forse in qualche maniera più accattivante, ma in realtà, ecco, è solo un modo per far vivere la tradizione, perché io non conto. E io sono un piccolo anello di una cosa lunghissima, di un popolo che ha un'origine, una storia antica, faccio solo la mia piccola parte, ecco, e basta, non è importante l'io, come dicevo prima, ma la Sì, è la tua collettività. parte di cantore, di menestrello della Il, carne. il bardo Il carne. bardo carnico. Insomma, è un piacere ed è guarda, veramente Nicola, devo dire la verità, è un po' una cosa che non scegli di fare, No. è una cosa che ti capita nella vita, no? E una volta mi disse uno, guarda, io vorrei diventare artista, un pittore. Si era messo a vivere nella povertà, nelle ristrettezze economiche, un po' alla Van Gogh, pensando che questa fosse, e sognava questa cosa dell'arte. Guarda che essere artista è una condanna, Dio. Esatto. È una cosa terribile, Quello che penso perché anch'io. non avrai rapporti felici con nessuno, solo con te stesso e male che con te stesso. Non è una Esatto. cosa bella. Lascia stare, lascia stare il Esatto. fuoco che ti scotti. Io avrei voluto essere qualcos'altro e fare Esatto. qualcos'altro. Il destino mi ha portato qui, ho fatto questo. Ma io non ho, diciamo, non ho nessuna velleità. A me proprio, non dico che dà fastidio l'idea dell'artista, ma anche sì. Preferirei non esserlo, poter Esatto. godermi la vita di cose anche Più semplici, semplici. senza stare. No, uno si sveglia al mattino con la chitarra o con la penna o per disegnare cose, ma Esatto. vivi la tua vita, fai Esatto. l'amore con tua moglie, fai qualcos'altro, no? Devi fare questa cosa qui. Il destino è questo, allora uno non se lo sceglie, no? E ecco, questo volevo dirlo. Quindi per me, diciamo, è una cosa che mi è partita da ragazzino, tutt'oggi continua in qualche modo, perché come vedi sono sempre con Certo. questa cosa e sento che è un mio, diciamo così, un mio compito, ecco, soprattutto per questo discorso della musica friulana, carnica, perché ritengo che è una cosa che devo fare io, perché mi è capitata sta cosa e quindi mi sento un po' un testimone di qualcosa, capisci? E quindi vado avanti facendo questa cosa qui, questo percorso,
che non è facile. No. Sì, è sempre un po' in salita, no? Poi adesso magari capita che qualcuno viene a cercarti, ti chiede qualcosa ed è anche piacevole e confortante sapere che tu, Nicola, insomma, come te anche tanti altri, insomma, si avvicinano a questo nostro meraviglioso mondo Certo. di cultura Certo. antica e stanno cominciando a intravedere la luce in fondo al tunnel, che non è proprio che non è un treno che arriva. Esatto, per fortuna.